Ieri mattina presso l'antica trattoria Ballotta di Torreglia nel Padovano, aperta dal 1605, si è svolta la premiazione delle eccellenze venete Food and Wine 2023, evento conclusivo del tour delle eccellenze venete organizzato in collaborazione con la Regione Veneto. L'evento si è tenuto nel contesto dei Colli Euganei, candidati a diventare riserva della biosfera MAB UNESCO. L'antica trattoria Ballotta dal 1605 è stata la cornice di questa iniziativa. Il consigliere regionale del Veneto Elisa Venturini, il vicepresidente della provincia di Padova Daniele Canella, il presidente del Parco regionale dei Colli Euganei Alessandro Frizzarin e il presidente di Cultura e Cucina Paolo Caratossidis hanno premiato consorzi, aziende, prodotti tipici, ricette, chef e opere che nel 2023 hanno arricchito l'offerta culinaria e comunicativa del Veneto. Gli organizzatori hanno espresso la loro soddisfazione per il successo del tour delle eccellenze venete, riconosciuto anche a livello nazionale, come durante l'Ulisse Fest di Lonely Planet. Congratulazioni a tutte le eccellenze venete premiate per il loro contributo nel valorizzare il territorio e nell'incidere positivamente sull'economia, soprattutto sul settore turistico e dell'ospitalità, ha dichiarato il presidente del festival Paolo Caratossidis. Durante l'evento è stato allestito un ricco buffet con le eccellenze venete, presentando piatti e prodotti del territorio che coniugano tradizione e innovazione. E anche oggi premiamo le eccellenze del Veneto, del food e del wine, in realtà che hanno dato lustro alla nostra regione nella promozione del territorio con la loro attività e con i loro ottimi prodotti.